Il docufilm Ero Malerba del regista agrigentino Tony Trupia, scritto con il giornalista Carmelo Sardo, si è aggiudicato il Nastro d'Argento, menzione speciale, nella sezione cinema del Reale. Il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici, che organizza l'importante premio, lo ha prescelto nella cinquina di menzioni per la particolare sensibilità ai temi del sociale e l'alto interesse culturale. La cerimonia di premiazione si è svolta alla Casa del Cinema di Roma, davanti a centinaia di attori, registi e produttori. Ero Malerba racconta la vera storia criminale dell'ex boss della Stigia di Porto Empedocle, Giuseppe Grassonelli, e del suo recupero in carcere dove sconta l'ergastolo ostativo, ed è ispirato al libro di successo internazionale Malerba, scritto a quattro mani da Carmelo Sardo e Giuseppe Grassonelli, vincitore del premio Sciascia. Il docufilm di Tony Trupia è prodotto da Interlinea di Roma, produttrice esecutiva è l'agrigentina Angelisa Castronovo. Il tour nelle sale italiane è iniziato da Porto Empedocle, città teatro della narrazione. E il prossimo 16 marzo alle 17:30 il docufilm sarà proiettato alla Casa del Cinema di Roma, nell'ambito della rassegna Ritratti. Tony Trupia e Carmelo Sardo commentano: siamo particolarmente onorati e commossi per questo riconoscimento che premia il valore di un grande lavoro di squadra, di una storia potente. E ascoltiamo adesso Tony Trupia al nostro telefono. È stato un premio inaspettato questa menzione ai Nastri d'Argento. Ieri è stata una serata straordinaria per noi, che in qualche modo consolida e rende ancora più importante, ecco, il percorso che abbiamo fatto, ancora più solido e giustifica anche la fatica, l'impegno che ci abbiamo messo per raggiungerlo. Il nostro film, quando abbiamo cominciato a farlo, è partito in sordina. Non pensavamo potesse avere questa risonanza e potesse in qualche modo arrivare così lontano. Che dire, avevamo tra le mani una storia straordinaria, è una storia di caduta e redenzione. Giuseppe Grassonelli è un personaggio di grande caratura, e ci piace pensare che con il film, avendo raccontato questa storia, con questo strumento, attraverso questo strumento che è il cinema, siamo riusciti per un momento a portarlo fuori dalla cella in cui passerà fino a prova contraria tutta la sua vita. Io devo ringraziare molte persone che in qualche modo mi hanno aiutato a costruire questo risultato, ad arrivare a questo risultato. Naturalmente c'è Carmelo Sardo, che questa storia me l'ha messa tra le mani, me l'ha fatta scoprire. Ci sono i produttori, Angelisa Castronovo, Maurizio Antonini, Leonardo Paolillo, e poi c'è tutto il pubblico che il film è venuto a vederlo e ci ha incoraggiati a, a portarla ancora più lontano questa storia. Io mi piace pensare che questo sia un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Ora abbiamo in ballo un progetto ancora più importante, un film internazionale che stiamo costruendo su questo racconto, su questa storia, partendo dal libro, naturalmente. E partire con questa carica, con la carica che ci ha dato questo premio, ci fa sentire ancora più sicuri di poter raggiungere un risultato importante.